Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Sorridevo entrando in trasmissione perché sono come Sandra e Raimondo Vianello con il nostro presidentissimo, per me sembra presidentissimo, Roberto Marcato, assessore della Regione del Veneto, vero? Grazie, ben trovata. Sì, un po' che non ci vedevamo, mi fa molto piacere ecco, bene, altrettanto. E il piacere di avere in studio con noi Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E il mio principe, dove lo mettiamo? Ali Sheikh Nur, presidente della comunità Islamica di Padova, benvenuto. Sicuramente. E oggi parleremo di questa situazione dei migranti perché ci sono continuamente, tutti i giorni, evoluzioni e ci chiediamo, ma Salvini fa bene a mantenere questa linea dura di chiusura dei porti o comunque fare in modo che poi l'opinione pubblica forse anche si scali su questo tema? Ce lo stiamo chiedendo, quindi 049 4906 054, ma prima di iniziare, io so che i colleghi della regia sono stati così bravi, Battisti è arrivato in Italia. Marcato, vediamo. Pochi minuti. Bene, molto bene. Era ora. Sì, era ora. Tardi, ma è arrivato. Le condizioni sono cambiate per fortuna ed è arrivato e viene consegnato finalmente alla giustizia e viene fatta giustizia soprattutto per le vittime innocenti che lui ha ucciso o fatto uccidere. Questo è un criminale, terrorista, comunista. Va sottolineato, insomma, questo perché siccome ci sono stati anche intellettuali che ovviamente non possono fregiarsi di tale titolo, italiani che hanno firmato anche un documento nel 2004 a favore di Battisti. Anche francesi, perché poi... No, beh, ecco, sui francesi là io sono stato sempre molto chiaro, perché i francesi che subiscono il terrorismo islamico, e noi ovviamente diamo tutto l'appoggio immaginabile perché è giusto che sia così, ai francesi va ricordato che loro hanno dato asilo a questi terroristi, perché il terrorismo non ha colore. Cioè, chi usa la violenza per imporre una decisione è un criminale, punto, che sia destra, sinistra, islamico, cristiano, il terrorista è terrorista. Loro non hanno fatto distinzione, se il terrorista è di sinistra gli diamo asilo politico, se il terrorista invece viene qua islamico e massacra i francesi, allora non va bene. No, ragazzi, quella è stata una pagina bruttissima della Francia. Comunque, che ha dato asilo a questo criminale, allora, assassino di vittime innocenti italiane. Allora, Ferrazzi assassino. È un risultato che si ottiene adesso, sì, è cambiato il governo, tutto quello che è successo poi ovviamente anche in Brasile, ma è un'azione iniziata nel tempo anche con i governi precedenti, quindi tutti chiedevano che Battisti rientrasse in patria e che scontasse il doppio ergastolo, perché ricordiamo non ne ha due da scontare, non uno. Ci mancherebbe anche altro, un condannato per assassino deve andare in carcere, non c'è ombra di dubbio. È evidente che la condizione internazionale, soprattutto insomma, il voto in Brasile, ha dato un'accelerata e dunque la fuga di costui in un paese vicino e da lì finalmente c'è stata la possibilità di estradarlo nel nostro paese, così come è giusto che sia. Io ero assessore all'istruzione a Venezia, quando appunto lo facevo, ho avuto l'onore di poter servire la mia città anche attraverso questo ruolo. Ho organizzato, ricordo, un pomeriggio alcune pullman in cui andammo a trovare Sabadin con gli studenti per fare capire e conoscere davvero le ingiustizie del nostro paese, ingiustizie radicali e drammatiche che non potevano essere assolutamente dimenticate. E tra l'altro questo l'avevamo organizzato con i sindacati di polizia e abbiamo mantenuto questi progetti che poi si sviluppavano durante l'anno per un sacco di anni. Perché? Perché non bisogna parlare di questi criminali solamente adesso, no? Quando c'è l'arresto e quando c'è finalmente l'arrivo nel nostro paese, ma è una coscienza collettiva che bisogna mantenere viva, in particolare nelle giovani generazioni. D'altronde qui non è tra l'altro questione destra e sinistra, perché la follia brigatista nel nostro paese è stata tanto di destra, se vogliamo usare questi termini, quanto di sinistra, e ci sono folli criminali condannati delle brigate rosse piuttosto che di forze estremiste di destra, di estrema destra, che sono sia scappati e ancora ospiti in paesi europei, tanto paesi in giro per il mondo. Su questa cosa bisogna fare come negli anni 70. C'è un patto nazionale, al di là di strumentalizzazioni politiche idiote come purtroppo qualcuno continua a fare,
perché è del tutto evidente che contro i brigatisti e gli assassini bisogna fare fronte unico. Questo siamo. Allora, prendo la nostra telefonata. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno Daniela. Buongiorno, siamo qui, eccoci. Allora, volevo portare la mia testimonianza, più di quella. Insomma, qui in Italia ufficialmente i porti possono essere chiusi. A me hanno fregato dei soldi che avevo ricevuto per un danno, per un dolo, e ho ammaccato la portella a quello che mi ha fatto il danno perché non voleva darmeli. La dottoressa Claudia Manni mi ha mandato in psichiatria come PSO, mi ha passato per pazzo, sebbene che l'avvocato mi ha dato ragione. Lì indovina chi faceva l'infermiere circa 3 anni fa? Cesare Battisti. Cioè i servizi segreti italiani, Battisti, qualche giretto, in quanto cittadino brasiliano aveva anche un passaporto. Lei dice che lavorava già, veniva a fare dei lavoretti qui in Italia. Ma la vedo dura che Battisti è venuto in Italia a fare l'infermiere. L'ho trovato anche a Pontelongo al bar dal Baffo. Allora, chiameremo il bar dal chiederò al bar dal Baffo se, ecco, se questa è la situazione. Allora, tutti contenti, ma torniamo allora sulla nostra questione. Allora, su questi migranti, allora sentivo ieri una intervista, una presa di posizione anche di Travaglio che diceva che adesso con questo decreto sicurezza Salvini cosa fa? Spalma i migranti e li mette in strada pronti in un certo senso a essere visti in continuazione, marcata una provocazione, fino alle europee, in modo che la gente li veda per strada e che ancora quindi ci sia questo sentimento di pancia. Così diceva Travaglio, io ho fatto un riassunto. Se Salvini è in grado di fare delle norme per cui aumenta la percezione di paura nei confronti dei migranti, mettendoli in strada, rendendoli visibili, e questo significa che il cittadino va a votare Lega, cioè a Salvini bisogna fare un monumento perché è un genio del male che non ha uguali nel mondo. Cioè, vuol dire, io chiedo l'interpretazione. È molto più semplice la questione, era del tutto evidente, perché oggi lo dicono tutti, che l'accoglienza così come veniva gestita aveva delle falle inaccettabili. Lo riportano anche i quotediani locali oggi. È del tutto evidente che la gestione dell'accoglienza attraverso le cooperative è stata un bluff. È del tutto evidente che per gli stessi migranti che arrivavano qua senza prospettive non è la risposta adeguata, per cui uno immagina di trovare altre soluzioni. La prima è quella che anche a livello comunicativo bisogna dire ai paesi di provenienza: ragazzi, è finita. Sappiate che se voi partite con le barche noi vi fermiamo, perché uno, rischiate di morire, e noi stiamo parlando di esseri umani, rischiate di morire in quella tratta, rischiate di morire. Due, rischiate di venire qua e di non avere una prospettiva, cioè come è successo per migliaia di ragazzi, di giovani, sani, di buone intenzioni, sono arrivati qua, sono rimasti anni dentro a delle stalle, a Cona e a Bagnoli, dentro a delle stalle, perché erano stalle. Io l'ho urlato in tutti i modi, ma venivo rassicurato perché c'erano le commissioni parlamentari, perché tutto funzionava bene, perché la prefettura controllava. Venivo rassicurato, ma erano stalle e venivano tenuti là. Io, se ho 19 anni e mi tieni dentro ad un capannone con 40 gradi all'ombra, assieme ad altre 1000 persone che non conosco, in condizioni sanitarie precarie, mi dai da mangiare quello che vuoi tu, quando vuoi tu, e ti ricordi, che da fuoco sta. Siamo stati fortunati che non sia scatenato un disastro, perché abbiamo tenuto esseri umani in condizioni da animali. Questa era l'accoglienza. Quindi vogliamo cambiare sta roba qua o continuiamo a far finta che invece va bene, tanto siccome sono numeri chi se ne frega? Per me sono esseri umani e vanno trattati come tali. Ecco, e se hanno il diritto di restare verificati. Bene, e se non hanno il diritto di restare tornano a casa, cioè, come vale per tutti. Io devo prendere la telefonata. Pronto, buongiorno, sarà del bar dal Baffo che ci chiama, ma chi lo sa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso salutare sia l'onorevole Marcato, sia il consigliere generale Marcato, sia il dottor Ali, che
sono Luciano Soffiato, ci conosciamo da tanti anni con il dottor Ali. Sì, gli anni in cui il dottor Ali è venuto da noi in Italia erano altri anni, altra economia, altri problemi, venivano per i titoli di studio, venivano studiati. Medico, voglio dire. Biomedico. Per cui erano anni in cui il problema non si sentiva assolutamente, anzi erano i benvenuti, tanto è vero che io ho fatto notti e notti assieme a loro a parlare di politica, della politica sia locale nostra, sia della Somalia, sia dei luoghi di provenienza del dottor Ali. Certo. Notti intere, interviste anche, all'epoca si parlava di una radio privata, andavamo spesso in una radio privata anche a trasmettere, per cui storia del nostro Veneto e della nostra prima immigrazione dall'Africa. Certo. Io dicevo una cosa, oggi non è più così, devo dire la verità, non è più così, soprattutto questi fenomeni si vedono in stazione, si vedono nella stazione di Padova, nelle varie stazioni di un po' tutto il Veneto, ed è pur vero che non è più possibile accettare una situazione del genere, perché è veramente discriminante sia per chi viene qua sia per noi che dobbiamo subire delle situazioni che non sono più accettabili. Per cui il mio contributo vuole essere propositivo in questo caso, propositivo nel senso chi viene per lavorare è benvenuto, come dice sempre Salvini, apriamogli le braccia, perché è vero che in qualche posto c'è ancora bisogno, ma non è possibile accettare come sta succedendo ultimamente, che tutti arrivano qua, tutti possono arrivare in questo posto, buttano i documenti per non farsi riconoscere. Questo è assolutamente inaccettabile. A me non risulta assolutamente che il dottor Larry sia arrivato senza documenti. Luciano, io la ringrazio per il suo punto di vista. 049 49 06 054. Ma di che politica parlavate? Dell'economia della Somalia? No, io ho avuto caro, intanto parlo in dialetto, perché sono uno di voi altri. Mi e Luciano Soffiato che abbiamo fatto di penso. Siamo una generazione che siamo io sto diventando caro Luciano nonno e sono felice, penso che le tue figliole sì. E mi farebbe molto piacere gente come lui facessero carriera nella Lega, perché è uno che ha vissuto la realtà dell'immigrazione, che era anche diversa. È un fratello per me. Ecco, spero che tu farai carriera perché ti sei sempre assenta, porco cane. Perché lì non avrebbe problema a ciaccolare con te. Fatti vedere quando viene a Padova. E allora, torniamo al discorso, all'argomento che è fondamentale dell'immigrazione. L'immigrazione esiste da quando esiste il mondo. A movimento. Allora sì, io mi trovo sempre dei fuochi incrociati. Per me, vedi, anzi ho avuto anche delle controversie, dei dibattiti politicamente, eccetera, con Marcato, gli ho chiesto scusa, ci siamo dati una stretta di mano. Per me l'incontro, il dialogo fra la gente è una ricchezza e lo scontro è un impoverimento. E cerco il dialogo, cerco di contribuire, vivo in questo contesto. Ho il dovere morale, va bene, e intellettuale, essere onesto, e il vero problema è l'omertà e la demagogia e tutte queste porcherie qua. Allora va dato atto, tutte queste cose qui. I decreti non sono dei Vangeli. Ecco, cosa succede allora? Quando uno fa un decreto, viene fuori un altro, succede un casino. No, lo fanno a fin di bene. Io non credo che siano alimentati dalla volontà. La categoria dei politici sono di due tipi, sono quelli del respingimento e quelli dell'accoglienza. Ciò non toglie il fatto che io vengo dal terziario, dall'associazione del volontariato, mi occupo di dialogo interreligioso da anni, che tra le associazioni del terziario si chiamano associazioni senza scopo di lucro, come diceva giustamente Mercato, si sono dimostrati che ci sono una banda a delinquere a scapito del bisognoso. Mi avvio a concludere, vedo che stai prendendo... No, perché c'è troppa carne sul perché fuoco. c'è l'omino nell'orecchio, il collega, che mi dice che dobbiamo andare in pubblicità. Quindi, allora, lei dice io sono per il dialogo, che è mancato in Europa. La pubblicità ha la priorità, io mi riservo ad approfondire. Perché ma abbiamo tempo, però lei dice sono per il dialogo, però volevo anche sottolineare che non c'è stata nessuna decisione operativa da parte di Bruxelles, ma sono cambiati i governi e le politiche alla faccia del dialogo in Europa. Esatto, riprendiamo. 049 49 06 054, torniamo dopo la pubblicità.
Eccoci qui, siamo tornati in diretta. 049 49 06 054. Se volete telefonare, sì, pronto, c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, conduttrice, e ai suoi ospiti. Buongiorno. Io mi rifaccio a qualche provocazione, specialmente per Roberto Marcato. Pronto? Ho sentito che in Grecia ogni migrante costa 150 euro mensili. Come mai qui in Italia costa o costava 35 euro al giorno? Poi mi si dice che siano implicati sempre più spesso prefetti, viceprefetti, eccetera, eccetera. Non è uno scandalo super grosso anche questo? E per finire, ieri in Kilimangiaro il geologo Mario Tozzi diceva che noi veneti abbiamo disastrato il Veneto, però poi constatava ad esempio che ancora non sanno come i veneziani abbiano fatto a tirar su Venezia con dei pali che non capiscono cosa siano, come sono fatti, e pensare che Venezia ha molto più di 1000 anni. E allora queste nostre eccellenze venete, caro Marcato, dovrebbero essere rimarcate, portate avanti, come Volca dove c'è il deposito dei pezzi fossili e quant'altro, per non sentirci insultare dal resto dell'Italia e venire derisi dal resto del mondo. Grazie. Allora, sulla questione ci torniamo, perché la faccio rispondere. Allora, Ferrazzi, abbiamo visto questo braccio di ferro con le ultime 2 imbarcazioni del Sea-Watch e Sea-Eye e non erano tantissime persone, erano 49, ma era una presa di posizione, perché se siamo in Europa, quando tu metti piede in Italia, quando tu metti piede in Grecia, tu sei in Europa. E allora dove sono tutti questi spiriti di unione, di fratellanza che il buon Spinelli sognava e che si fermano agli interessi propri, personali? Perché poi c'è, ricordiamo poi tutto il blocco di quei paesi che non vuole nessuno, la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, 2 metri e 2 misure, però tutti ricevono i fondi. Sì, questi in particolare sono paesi che sono assolutamente a debito nei confronti dell'Unione Europea, perché ricevono molti più miliardi di euro all'anno rispetto a quelli che versano. Il loro PIL cresce. E però gli sta prevalendo un nazionalismo politico anche pericoloso da molti punti di vista, che sta isolando totalmente il nostro paese anche nelle politiche europee di integrazione, di accoglienza, perché nel momento in cui Orban in Ungheria non vuole ricevere le quote così come dal Trattato di Dublino, e così come fa lo stesso la Polonia, e così come stanno facendo sempre di più i paesi dell'est, è del tutto evidente che mettono l'Italia in una condizione di isolamento, su un tema che invece è assolutamente europeo. Ma io dico di più, bisognerebbe avere il coraggio di riprendere in mano quel Trattato di Dublino, tra l'altro voluto dai governi Lega e Berlusconi qualche anno fa, e avere il coraggio di rivederlo totalmente, perché le quote di distribuzione non possono essere volontarie, sono obbligatorie. Cioè, se tu ricevi miliardi di euro dall'Unione Europea, non è che puoi scegliere se assumerti il peso anche dell'integrazione, ma devi farlo obbligatoriamente, altrimenti sai che c'è, non prendi i quattrini per le infrastrutture, per le aziende, per i lavoratori e via dicendo, è molto semplice. E d'altro canto, vede, il tema vero è che l'Italia non può essere abbandonata in questa questione qui, ma sarà sicuramente abbandonata nel momento in cui l'Unione Europea dovesse fallire, perché non è che se l'Unione Europea fallisce il problema dell'Africa, della pressione africana non c'è più, ci sarebbe comunque, forse sarebbe anche maggiore, e l'Italia sarebbe abbandonata. Bisogna dunque lavorare nella logica dell'integrazione europea e nella logica della responsabilità di tutti. E quindi lei pensa che a maggio questa cosa sarà importante? Ma guardi, no, non è che a maggio, è sempre, cioè il tema dell'immigrazione. Se lei fa un giretto nella pagina Facebook del Ministro degli Interni Salvini, vede che un post sì e un post anche è dedicato agli immigranti. Cioè, nella politica di Salvini, nella comunicazione di Salvini, il tema della sicurezza corrisponde esclusivamente al tema dell'immigrazione.
Ora è evidente che un pezzo dell'immigrazione delinque e crea un disagio reale e bisogna assolutamente agire di conseguenza, ma è del tutto evidente che il problema della sicurezza non è solo questo, perché c'è la 'ndrangheta, c'è la criminalità organizzata, c'è la mafia che è inserita. Io sono vicepresidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie e le assicuro che le mafie investono anche in Veneto. Certo, non solo a Brancaccio, a Corleone e via dicendo, ma anche nelle nostre regioni. Allora c'è un problema di sicurezza che va colto complessivamente e mai strumentalizzato a fini politici. Allora, volevo dare intanto il numero di telefono 049 49 06 054, come la pensate? E intanto forse già con la politica di Minniti sicuramente e poi con la svolta di Salvini gli arrivi sono veramente crollati, si parla del 70-80% in meno rispetto all'anno precedente. Ma volevo anche dare una risposta alla signora che ci ha chiamato prima, che parlava di 150 euro che costa il migrante in Grecia e dei 35 euro al giorno che venivano dati in Italia, e poi sulla questione delle maestranze italiane, lì dovremmo lavorare anche noi, perché purtroppo in televisione la figura del Veneto è sempre stato l'ubriacone o la prostituta, siamo sinceri, un po' era anche quello. Speriamo che anche il canovaccio di certi registi, il cliché possa cambiare. Nel 2018 l'Italia si è attestata, ci sono cifre un po' contrastanti, tra i 21, 22.000, 23.000 presenze che sono arrivi, e in Grecia 32.362 e la Spagna 62.479. La Spagna insomma è quella che ha accolto di più, abbiamo anche visto. La Grecia 150 euro, come faceva? Alla faccia della Troica. Non lo so se corrisponda esattamente alla cifra, che noi pagassimo una cifra esorbitante per la gestione dei migranti è un dato di fatto. Altrimenti non si spiegherebbe come... Alle cooperative. Perché ricordo sempre che al migrante andava a 2,50 €, è importante. Questa è un'aggravante, perché tu avevi personaggi spesso equivoci che avevano un fatturato di 10.000 euro l'anno precedente e l'anno dopo gli aveva fatturati milioni di euro. Quindi noi andavamo a ingrassare questi personaggi anche a volte equivoci. Al migrante non andava niente, ma soprattutto non c'era una politica dell'accoglienza. Cioè questa parola meravigliosa con cui si sono prodigati per anni la sinistra di questo paese, in realtà la politica dell'accoglienza non è mai stata fatta. Cioè questi si limitava a far arrivare chiunque, trovare dei capannoni, buttarli dentro, dare milioni alle cooperative e buttare via la chiave. Questa era l'accoglienza. Chi scappava da questa trama, spesso e volentieri finiva a fare il delinquente, tanto è vero che per esempio a Padova, lo sanno tutti, nel nostro carcere il 70% delle presenze non è italiano. Quindi quando uno dice non c'è una correlazione tra immigrazione e sicurezza, in realtà c'è una correlazione nettissima, ma non perché uno parte. Non è che vengono tutti dall'Africa, cioè no, ho detto non italiano, non ho detto Africa. Ma no, il tema non è Africa, certo. il tema è che se vuoi fare accoglienza la devi fare bene. La devi fare in maniera sostenibile, cioè tu dici a uno che arrivi dalla Francia o che arrivi dall'Africa, non importa, uno che arriva qua deve avere una sua dignità. Sì. Se tu riesci a fare questo bene, altrimenti riempirti la bocca di parole altisonanti come amore, accoglienza, integrazione e poi non la fai nei termini, diventa una responsabilità politica straordinaria. Il collega diceva prima, il Trattato di Dublino l'ha fatto il centrodestra, benissimo, da via 4 governi per cambiarlo, 5 governi per cambiarlo, non l'avete cambiato. C'è una responsabilità politica in tutto questo o no? Se una cosa è sbagliata, io la cambio. Non è che poi l'ha fatta qualcuno prima di me, rimane là. Io reputo che il Trattato di Dublino è sbagliato, lo cambio. Dublino 2, per l'esattezza. Lo cambio. Fatelo adesso. Fatelo, mi sono là 6 mesi, fatelo. Voi siete rimasti là 6 mesi, ti sei riconvertito fino al 2011. Sì, ma dopo avete governato voi per anni con l'appoggio internazionale, con l'appoggio del Presidente della Repubblica, con l'appoggio dei media, con Renzi che ci appava il 40%. Avevi tutto, potevate cambiare le regole del gioco, non le avete cambiate e avete creato Cona e Bagnoli. Questa è l'accoglienza. Ragazzi, qualche responsabilità politica uno dovrebbe dire anche sì, su alcuni temi abbiamo sbagliato, che non sia un dramma come sbaglieremo noi su altre cose o sulle stesse, non è mica, cioè nessuno qua è infallibile, però avere il coraggio di dire sull'Europa, quando noi ci sgolavamo a dire questa Europa non va bene e voi dicevate no, è un totem intoccabile, forse
un po' di miopia c'è stata. Bisogna avere anche il coraggio di dirla, un po' di miopia c'è stata. Allora, io devo prendere la telefonata. Però... Mai detto che l'Europa così io guarda, mi sono tenuto la l'Europa va assolutamente modificata. Certamente, mi ricordo che io andavo in trasmissione con i tuoi colleghi, dicevo l'Europa fa... Che Ferrazzi è uno tosto. Certamente non può essere il progetto di Salvini o di Orban o del presidente polacco di quel pseudo partito di Democrazia e Libertà che sta togliendo la libertà costituzionale ai polacchi, il progetto europeo, cioè vuol dire il ritorno alle nazioni isolate del Novecento che hanno creato dei danni. Ma come non vuole la Lega questo? Ma è nel programma vostro questo. Io devo prendere la telefonata. Chi è l'alleato di Salvini? Orban? Assolutamente. Victor, pronto, buongiorno. Buongiorno, Franco da Padova. Buongiorno Franco. In merito a tutto questo c'è una cosa che secondo me molti non stanno tenendo in considerazione ed è molto grave. Allora, come ben sapete, molte volte quando sbarcano, dopo pochi giorni, vengono presi che spacciano droga. Bene, ma voi non vi rendete conto che stanno sistematicamente cercando di distruggere la gioventù nostra? Cioè, ormai la droga costa come un caffè e stanno praticamente dando la possibilità a ragazzi che a 13 anni cominciano già a drogarsi. Questo significa la distruzione del tessuto e della gioventù. Questa è una cosa che nessuno valuta, ma se guardate bene i numeri e ragionate, questa è una forma di strategia, distruggere la gioventù per distruggere un popolo. Guardate che sta succedendo questo, perché sono montagne di droga, un sacco di gente che viene presa e poi i giudici li liberano e continuano a spacciare tranquillamente, addirittura ci ricordiamo di quel giudice che l'ha liberato perché non aveva altro da fare come lavoro. Cioè, questa è la realtà. Quindi lei dice c'è un piano logico di fare arrivare queste persone, farle spacciare, ridistruggere la gioventù, giovani, la giovane Italia. Sta succedendo questo se voi ragionate un po'. Ok. Va bene, allora senta signor Franco, le faccio dare una risposta, io devo andare in pubblicità e poi voglio sentire anche Alice Kelur che si è ben siglato questa cosa che vedo che l'ha colpita. 049 49 06 054, ritorniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06054, c'è una telefonata, comunque durante la pubblicità continuavamo a parlare di tutta questa continua politica, elezioni, voti, perché ormai siamo davvero chini lì a mettere la croce, anno su anno c'è una elezione, c'è una chiamata al voto. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Franco da Udine. Tutto Franco oggi, mi dica. Sono d'accordo col Franco di prima e io rincarro la dose. È possibile che abbiamo un governo che praticamente è in vista e un governo sotto che fa le fatture nuove, arrivano gli invasori con i barchini e nessuno di essi, non dice niente, non vogliono far lavorare questi qui e continuano a venire. Ma possibile? Se uno sta lavorando 8 ore al giorno per 8 ore al mese, prende sì e no 700% e questi qui dobbiamo spendere 1.050 euro al mese, almeno facciamoli lavorare. Ad esempio a Roma, un ripulirsi di Roma potrebbero farlo, no? In tutti questi immigrati che sono qui, invece spacciano. Oggi sono andato in paese e praticamente non avevo né la possibilità di bere un caffè né niente perché avevo lasciato a casa la patente e il portafoglio. Mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno detto: allora lei dove va? Patente e libretto. Patente niente, libretto sì. Ma perché no? Perché l'ho dimenticato a casa? Sono andato di corsa a prenderlo. Ecco, ho lasciato lì davanti. Questi qui che non hanno né patente né niente, buttano via. Almeno sequestriamogli il cellulare, no? Marcato, cosa dice? Il cellulare e vediamo da dove sono, senza farli
lei dicevo, prendendo il telefono, la scheda SIM si potrebbe capire effettivamente l'effettiva origine. Beh, vabbè, dai, è un'idea. Allora, Franco da Udine, la ringrazio molto, si ricorda di viaggiare sempre col titolo di viaggio, cioè tradotto la patente, il libretto, perché poi dopo le tocca tornare indietro, confusione, no, dai. Allora, diceva il telespettatore di prima, questi vengono, spacciano, c'è un sistema, una strategia per distruggere la popolazione giovane italiana e chissà, in qualche modo puoi subentrare. Mi ricorda il telefilm degli anni 80, Visitors, chi l'ha visto, che c'era un modo di subentrare, no? Dottoressa Daniela, il malessere del popolo è tangibile. È forte, no? Il malessere del popolo è tangibile ed è funzionale al fallimento della politica. Mettersi nei panni altrui, perché la politica secondo me è un mezzo per risolvere, non è il fine, va bene? I populismi servono per fare carica, ma quando uno diventa una carica istituzionale deve garantire dei servizi. Faccio una citazione. Allora ha ragione Marcato, ho una carica istituzionale. No, hai ragione, io concordo, posso essere anche discordante su molte cose, ma siccome che un personaggio istituzionale io lo rispetto, esprime la mia opinione educatamente, si può essere discordante, la discordanza è il bene della comunità, sai. Se lei va da alla democrazia anche deve litigare con suo dire delle cose. Ecco, le stavo per dire, c'era mi sembra che era Winston Churchill che diceva il popolo italiano ha un difetto, perdono le guerre come fossero partite di calcio e perdono le partite di calcio come fossero guerre. Vedi, non vedi come ragiona, e sbarcano, spacciano, cioè è automatico, la gente è stufa, la gente deve cominciare a pensare. Chi sta al governo fa degli emendamenti, fa dei decreti, cerca di fare del suo meglio per risolvere. Il problema è che si presta alle opposizioni e questo è il male, il vero male. Per me questo non è politica, il fallimento della politica secondo me. Secondo me i politici, quando uno non è del tuo partito e dice delle cose giuste, va bene, deve dire questo sta facendo cose giuste e non succede mai, a spada tratta. È un casino questo paese, è unico. Noi dobbiamo prendere l'esempio da altri paesi, dove l'immigrazione è unico questo glielo chiedo perché ci sono poi paesi tipo la Svezia, alcuni paesi del nord Europa che allora funziona meglio tutto. Esatto, perché lì ci sono le leggi e funzionano, qui ci sono più leggi e meno leggi, più leggi sulla carta e meno leggi. E scusa, dicono, un tunisino spaccia la droga, dopo 3 giorni fuori. Di chi è la colpa? Non è mica di destra o di sinistra, è la disfunzionalità. È una carenza. Uno fa evasione fiscale, arriva sempre il condono, siamo così. Senti, io mi metto nel... Ma lei è italiano adesso, allora faccio anche una comunicazione di servizio, il mio microfono è morto, quindi non sento nulla dalla regia, quindi ecco, senta, lei è italiano, ma è chiaramente un italiano speciale, perché comunque ha mantenuto un grado di osservazione diverso, no? Come ci vede adesso? No, io sono... Non dica che vedo nero perché guardi che dopo... Sono stato allevato, sono italiano al 100%. Questo etnocentrismo, come essere la razza superiore, etnia superiore, io ce l'ho, mi sento, perché gli italiani hanno talento, la moda, in tutto. Adesso si stanno derubando, moda, business, dappertutto. Il problema grave che noi abbiamo qual è? Manchiamo del senso del patriottismo. Ecco, quello glielo invidio agli americani, che hanno questo senso forte anche su qualcosa che non ha così tanta... Il massimo governo che dura, quelli che sono più furbi, più eloquenti a guadagnare consensi durano, tipo Berlusconi, hanno durato per anni. Ma il problema non è questo, il problema è dove siamo adesso. Dove siamo adesso? I vecchi sistemi sono crollati. Noi abbiamo uno stato, un momento di cambiamento, secondo me. Molti di noi devono riconoscere i loro sbagli e cercare di correggersi, quelli che si occupano di politica, migliorare. Perché ci sono elementi validi in tutti i partiti. Insomma, noi conosciamo politici, per fortuna, no, anche questo è che non hai la possibilità di dialogare. C'è l'esclusione e l'inclusione, sei escluso. Però allora io devo prendere una telefonata, io sempre ricordo che il mio auricolare è defunto, quindi non sento ragazzi della regia. Allora, però mi avevano detto che c'era una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Paola, buongiorno a tutti. Buongiorno Paola. Mi sente, sì? Io la sento perfettamente. Benissimo.
E volevo chiederle se per gentilezza mi poteva dire quanti minuti ho perché non mi chiudesse il discorso. Non so niente perché non ho comunicazione con la regia, ma lei cerchi di essere sintetica ed incisiva. Grazie. Io sono sempre sintetica e incisiva, basta che non mi si chiuda perché è piuttosto fastidioso. Grazie per questa attenzione. Allora, i porti non solo dovrebbero essere chiusi, ma anche le frontiere, visto come sono andate le cose, perché credo che al di là di qualsiasi belle parole, ideologia, basta guardarsi intorno, stiamo meglio o stiamo peggio? Stiamo molto peggio, di conseguenza la risposta si dà da sola. Poi volevo anche ricordare questo fatto di tutti questi imprenditori uccisi e abbiamo lasciato morire un padovano, ex imprenditore, di fame e di freddo vicino al suo cane. Io credo che questo sia assolutamente vergognoso. Parla del signor Mazzucato. Esatto, non è l'unico caso, perciò non possiamo permetterci che accadano queste cose e accogliere il mondo. Ultimissima cosa, devo dire al signore senatore del PD, ma perché non avete sconfitto voi la mafia da Camorra? Non è che adesso è arrivato qualcuno con una bacchetta magica? Altra cosa, il signore che prima si diceva che era più veneto dei veneti, adesso si limita a dire italiano, d'accordissimo, però più veneto, se vuoi essere più veneto dei veneti, le ricordo che noi veneti ci vestiamo come ci veste lei a carnevale, visto che ci tiene. No, adesso io devo dire, allora signora Paola, le ho fatto dire tutto, sì, grazie. Però l'eleganza del principe no, perché adesso possiamo anche svelare un retroscena. Quando io l'ho chiamato per invitarlo, lui era a Dubai perché si stava facendo fare dal sarto i vestiti, ma vi rendete conto che raffinatezza? Cose incredibili. Ma io sono una passione per il allora, perché lui senta Ferrazzi, allora, sente queste persone, no? Che sono tutte quante comunque molto contrariate all'idea di avere ancora persone che arrivano in Italia, anche se poi in Italia non ne sono arrivate tantissime, guardando poi a tutto quello che è successo, no? Negli altri paesi d'Europa. Poi escono le notizie, come è successo qui, no? Che questo personaggio, questo tunisino che andava anche a pregare poi in carcere e non solo, cosa fa? Aveva postato l'immagine del figlio che inneggiava all'Akbar, l'ho detto giusto, bene, che c'è questo dio grande, all'ISIS, e questo tunisino è stato subito espulso ed era arrivato con un barcone. Allora le persone leggono queste notizie e si fanno delle domande, Ferrazzi, chi stiamo portando? Come facciamo? Ma che ci siano infiltrazioni, che ci siano criminali ovunque, dunque anche quelli che arrivano col barcone, è del tutto evidente, e questi vanno colpiti, vanno bloccati assolutamente e vanno rispediti a casa. Però vede, qual è il problema vero? Il problema vero è che noi potremo continuare per ore e saremo tutti praticamente d'accordo, no? Sulla gestione dei flussi, sull'immigrazione, sui clandestini, sulla sicurezza nazionale, sul diritto alla sicurezza degli italiani. Il problema vero è che non dobbiamo fare la demagogia, ma soprattutto che una forza di governo deve fare le cose, deve compiere gli atti. Allora, da questo punto di vista, anche l'ultimo decreto di Salvini, tanto sbandierato, quello che lui chiama sicurezza, in realtà è un decreto in sicurezza, è un decreto in sicurezza per gli italiani. Questo è il dato di fatto. Perché non ci siamo opposti, così come moltissimi sindaci in Italia, a livello di tutti i colori politici, soprattutto ad alcune norme, ad alcuni articoli di quel decreto in sicurezza? Perché crea esattamente un problema per gli italiani. Perché è del tutto evidente che nel momento in cui tu, per esempio, non metti €1 per i rimpatri, parli a vanvera di rimpatri. Salvini in campagna elettorale aveva promesso, per esempio, il rimpatro di 600.000 clandestini in Italia. Se ne è visto qualcuno? Si è visto qualcosa da questo punto di vista? No. La questione del togliere a coloro che hanno chiesto asilo in Italia il diritto di accedere all'anagrafe e di essere registrata, quindi di scaricare la tensione nelle comunità locali, è una cosa gravissima e non c'entra nulla col blocco dei barconi che Gian Minniti fece, basta vedere i dati, ma c'entra col fatto che persone richiedenti asilo che sono già nel territorio italiano automaticamente diverranno che cosa? Clandestini, e dunque mettendo in pericolo gli italiani. Questa è l'altra verità.
perché è del tutto evidente che trasformi i cittadini con i quali puoi parlare, puoi lavorare, in clandestini e crei disagio, crei pericolo. Allora, quando qualcuno dice attenzione, se si fa demagogia è un problema, cioè tu puoi anche prendere e alimentare lo scontento, anche la paura e trarne un vantaggio politico, su questo Salvini è un maestro, al di là del bene e del male, ma è un problema per gli italiani perché dai una parvenza di sicurezza, ma in realtà non dai sicurezza per nulla, la dai solamente a parole. Dopodiché, vede, il vero tema grande è che non ci sarà nessuno in grado di risolvere la questione dell'immigrazione se non ci sarà la capacità di modificare strutturalmente la situazione dell'Africa. Perché noi immaginiamo di poter bloccare i disperati che scappano dalle guerre, dalla fame. Gli impegni economici dell'Europa nel Niger. Io non so se lei ha visto, una lettera di una ragazza nigeriana che ha scritto una lettera aperta a Salvini. Quando Salvini diceva è finita la pacchia per voi. E gli ha detto guarda, a me lo dici, che per scappare dal mio paese, dove non potevo assolutamente vivere perché ero a rischio della mia vita, certo, sono stata stuprata ripetutamente, violentata di massa con altre compagne, ho attraversato il deserto, ho rischiato... Allora il tema è che questa gente affronta la morte delle traversate del deserto e ogni violenza, o c'è l'intenzione da parte dell'Unione Europea di affrontare davvero queste cose oppure siamo ridicoli. Vabbè, allora io devo andare in pubblicità, poi diamo una parola a Marcato. Volevo anche ricordare che l'Unione Europea ha dato parecchi soldi alla Nigeria, sì, proprio per affrontare questo. Il problema è che a chi stiamo dando i soldi? Ai dittatori, a queste personalità qua. Ho parlato venerdì con una ragazza nigeriana scappata, mi ha raccontato la sua storia, sono storie pazzesche di crudeltà enorme. 049 49 06 054, signora Paola, non mi sono dimenticata, quando torniamo Marcato le dà anche la risposta. A dopo. Eccoci, qui siamo tornati in diretta. 049 49 06 054, non mi ricordo, c'è una telefonata? Perché... Sì. Ecco, vabbè, venga signora, ci dica tutto. Buongiorno, sono Giusy e lei i suoi ospiti. Buongiorno Giusy. Volevo dire al dottor Marcato, ho sentito dire Salvini che non vuole identificarli, altrimenti rimangono qui in Italia. Loro vogliono espatriare, non vogliono rimanere qui in Italia. Ma io dico una cosa a Salvini, dovrebbe fare un sito di identificazione e poi, d'accordo o no con i loro stati, cioè sanno da dove sono imbarcati, ma perché sono o dalla Libia maggior parte o dal Marocco, e devono rimpatriarli, ma perché altrimenti, dottor Marcato, li abbiamo qui liberi di spacciare e rubare nelle nostre case? E il bello è che sono tutti della stessa età, ma perché sono scappati dall'obbligo di permanente servizio militare, ma che fanno? Certo che hanno paura, ma però i loro dittatori, non so, dobbiamo mantenerli noi? E l'Europa che sono 27 stati e ne danno solo a 5-6, e gli altri? Allora Giuseppe mi ha messo un sacco di domande sul Marcato, che avanzava pure la signora Paola. Allora c'è una situazione complicata, ha sentito allora anche Ferrazzi, insomma, bello tosto. Allora, intanto abbiamo una risposta. Vabbè, chiariamo, mai Matteo Salvini ha detto che non vanno identificati, anzi, cioè, l'abbiamo detto da sempre e continuiamo a ripetere che vanno assolutamente identificati. E rimpatriati, come dice che... E chi ha la possibilità, i requisiti per rimanere qua, bene, gli altri vanno rimpatriati. Perché per rimpatriare tutti questi 100.000 ci vuole 1,5 milioni di voli aerei. Sì, là servono ovviamente, lo sanno anche i pesci in acquario, che servono gli accordi bilaterali con i paesi di origine per mandarli là. Perché vanno uno per... Il problema è che questi accordi bilaterali sono stati messi in crisi, guarda con la Tunisia. Cioè il lavoro che aveva fatto Minniti, in particolare con l'Egitto, Tunisia e Marocco, è stato destabilizzato da Salvini, il quale attaccando il paese come la Tunisia li ha buttati per aria. Ma questi comunque i tunisini sono il primo. Allora, mi date delle risposte che la signora ha chiesto, non era meglio
chiudere, oltre alle frontiere, i porti, bisogna chiudere anche le frontiere, poi anche la signora ha sentito, bisogna identificarli e rimandarli indietro. Sono tutti migranti economici, migranti economici perché Tunisia 5.000 persone, Eritrea 3.300 persone, parliamo del 2018, dall'Iraq 85, poi ci sono percentuali dal sud, dal Pakistan, Nigeria, Costa d'Avorio, Algeria, cioè sono tutti migranti che vengono da paesi, perché poi se tu compri un abito, io dico, se tu compri un abito di alcune brand, di alcune marche, vedi che c'è scritto made in Tunisia, made in... Allora, questa cosa ti fa riflettere. Sono quasi tutti immigranti economici. Poi c'è un tema culturale su cui noi dovremmo fare un passo in avanti, perché se è vero, come è vero, che alcune responsabilità le abbiamo noi occidentali, è altrettanto vero però che anche gli africani hanno le loro responsabilità, perché la ragazza a cui facevi riferimento tu prima è una ragazza che parte da una situazione di guerre tribali fatte da africani, con dittatori africani, viene violentata da africani, attraversa il deserto, viene picchiata da africani, arriva in Libia, ci sono dei lager dove vengono tenuti e vengono violentate da africani, gli scafisti prendono questi qua, li portano, li buttano in mezzo al mare e sono africani. Attenzione, questa cosa per cui tutto dipende dall'occidentale cattivo, evidentemente c'è anche un problema africano, no? Perché poi se ci sono paesi che non riescono ad avere un PIL adeguato, che sarà la colpa anche degli africani o è sempre colpa mia occidentale? No, è colpa dei cinesi che hanno preso tutte le risorse. No, ci sono delle responsabilità oggettive anche dei popoli africani, e se noi continuiamo a dare risorse, come abbiamo fatto fino adesso, con questa cooperazione internazionale, parola meravigliosa e bellissima, e poi i fondi vanno a finire nelle mani di dittatori, che i Ciapischei li mette in Svizzera per farsi la pensione, cioè ragazzi, non ho capito. Io devo chiudere, va rivista anche la cooperazione internazionale, devono pagare per i loro errori. No, ma sarò brevissimo. Più della signora Paola. Il problema di rifiutare accoglienza a questa che è subita da africani, chi rifiuta non è africano, è peggio di un africano, perché non è né cristiano. Scusami se lo buttiamo in questo senso, io non voglio fare... No, però colpa gli africani, ragazzi, la ragazza è uno stato civile, uno stato civile, da noi. Qualcuno che i nigeriani che hanno in mano la mafia, sono delle bestie perché hanno una violenza che è inaudita. Roberto, non c'è dubbio. Quindi dice è peggio rifiutare l'accoglienza di essere quell'africano che ha stuprato. Non è questo, è tutto vero. Scusami, le ragazze che vengono rapite da Boko Haram, vengono violentate da Boko Haram, per cortesia, violentate da africani, dittatori africani. Nei loro villaggi sta morendo, ti tende la mano e tu lo respingi, che cosa sei? Ma dai, andiamo. Allora, sei peggio di un africano. Si sveglia l'Africa. Ecco, l'Africa si deve svegliare per Rashi, però non mi sono dimenticati lei perché ogni promessa è debito. Noi ci dobbiamo svegliare presto perché c'è tutto un problema di treni, no? Velocissimo. Ma guarda, a proposito di Veneti, di interessi di Veneti, di capacità sta succedendo una cosa che è inaccettabile. Per chi va a Roma in giornata, per esempio, sono moltissimi veneti, sa che in Veneto c'è un treno che parte da Venezia alle 6.06, poi passa Mestre e Padova e va direttamente a Roma, arriva alle 9.30. C'era perché Trenitalia l'ha eliminato, e anche quello di ritorno dalle 17.30, creando dei disagi notevolissimi, perché un sacco di persone venete vanno a Roma in giornata, iniziano a lavorare la mattina presto come nostro costume e poi ritornano la sera. Benissimo, questo treno è stato eliminato. Oggi ho presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Toninelli per il ripristino, ma non solo. Ma Toninelli sa perché che vede, ma glielo faremo capire, non si preoccupi che su questo siamo piuttosto bravetti. Che magari. C'è un'altra questione collegata all'interrogazione che ho depositato, che il treno alta velocità, cioè il tratto alta velocità Padova-Bologna non esiste, ed è l'unico tratto. Quindi va inserita anche questa nella programmazione e su questo faremo una sul pezzo. battaglia. Allora, siamo sul pezzo, ringrazio davvero tutti. Dopo un giorno sentiremo anche Toninelli se si ricorda. No, ma guardi che questo è un tema serissimo. Lo so. Esiste il tema del trasporto, della casa che vogliono bloccare anche nella Brescia-Padova. Io vi ricordo solo che devo chiudere, ma vi ricordo anche che la Spagna è stata bravissima a usare i fondi strutturali, si è fatto tutta l'alta velocità e anche a restituire. E noi invece li leghiamo indietro. No. Questo governo grazie davvero molto a tutti i nostri telespettatori, a chi ci ha chiamato, chi ci sta seguendo, chi ci vedrà in replica. Grazie davvero molto a Roberto Marcato, assessore della Regione del Veneto.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie ad Ali Sheknour, Presidente della Commissione Sobro Islamico di Padova, per essere stato con noi, e grazie al senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, battagliero sul seno del 6:30, perché il Veneto si alza e va a lavorare presto. Noi torniamo domani. Brava.